L'accordo siglato tra Avis e Anci Veneto prevede che i due enti si impegnino a collaborare tra di loro per raggiungere l'obiettivo della continuità della donazione di sangue e plasma attraverso nuovi donatori e donatrici, indispensabili per allargare la platea e sostituire quanti non possono più donare per limiti di età, malattia o altro impedimento. Il sindaco di Treviso e presidente Anci lancia anche l'idea di una giornata di donazioni da parte dei primi cittadini. Quale migliore occasione per dimostrare la vicinanza ad Avis nel cercare di creare a livello provinciale delle donazioni sindacali, cioè dove tutti i sindaci che hanno voglia di mettersi in gioco, che lo possono fare, si possono incontrare lo stesso giorno, adesso parleremo anche con la Presidente, per organizzare questi momenti di donazione simbolica ma reale da parte dei sindaci. Io mi metto a disposizione in prima persona per donare, perché è importante, perché ci credo e perché dobbiamo anche pensare che un domani saremo proprio noi ad aver bisogno di quelle sacche che sono state donate da altri. La promozione sarà incentrata in particolar modo su interventi in favore dei giovani, mettendo in condivisione informazioni, expertise e strutture, stimolando la conoscenza dell'opportunità della donazione e l'adesione al dono, per costruire una comunità più attenta e partecipe al valore della solidarietà. Grande la soddisfazione della presidente di Avis Veneto, Wanda Pradal, che gestisce un bacino di oltre 13.000 donatori. Comunicare ai vari cittadini anche tramite le amministrazioni comunali è una cosa fondamentale per far sensibilizzare al dono le cittadinanze e i cittadini tutti. Il dono del sangue e del plasma rimane una cosa importante per chi lo aspetta. L'individualismo sta diventando imperante, fare una cosa per l'altro sta diventando veramente la cosa che fa la differenza. Io invito tutti a fare questo salto di qualità nel donarsi.